Alda, cara, come stai tu? Oh, Tecla, non so neanche a me. Sono completamente spaesata. Vago avanti giorno per giorno, sperando in cosa, non so neanche a me. Non ho più libertà di scelta. E questo è terribile per me. Ma cara, ma se te mi dici che sti dottori ancora sei incerti, che noi dà una diagnosi definitiva, e se è possibile anche che la situazione migliora col tempo. E quanto tempo? Magari anni di prison, perché questo se diventa ormai sta casa per me. Mi dispiace sentirti parlare così, cara, e capisco che adesso te vedi tutto nero, ma non si è detto che robe non possa cambiare in meglio, se puoi trovare una soluzione. Adesso non che ne vedo e mi sento così sola. Oh cara, Vara, in questi giorni che stavo qua cercherò di aiutarti. Adesso sarà qua anche Ubaldo, e io se suo fratello, anche io sono responsabile, cara. Cercheremo di trovare una soluzione che vada bene partire, anche pareo. Magari. E parleremo anche con questi dottori se necessario. Anzi, cara, bisogneria sentire altri pareri, sì, specialmente cosa si tratta, sì, dei problemi di testa, o come che si dice, sì, dei traumi al cervello, insomma. Ah, Tecla, i dise tutti a stessa roba. Bisogna aspettare, sperando che il trauma si riassorba e forse se puoi sperare in un qualche miglioramento. Ma nessun te dà delle certezze. Ma spiegami bene, Alda, dite che parlate di una caduta, sì, ma come? Se è possibile che sia restato leso così? Ma, prego, non so spiegarmi o neanche a me. E già era nervoso, e il gacciapai a giacca, e se corso sopra e scai come una furia, ho sentito un urlo e ho trovato svegnu in fondo al pianerotto. E ora ho chiamato subito l'ambulanza, ma io non si rinvegnu. Figurate, pensavo a un trauma cranico e che ha fatto tutti gli accertamenti possibili dagli esami e a botta non si vedeva neanche. Mi giaro anche a tranquillizzare. Ma quando che se ga sveglia e il mega visto e il mega chiamà, mamma, mi se croa il mondo addosso. Oh, signore Alda, e non ti ha più riconosciuto? No. E adesso come stai? Ah, io, bene, e vuoi sempre giocare? Oddio, giocare! I soldatini, si ha sua passione, e spara tutto il giorno e a sera non gli ha più voce. E se perde via così? E si è perso così. Te che hai ragione, Alda, cara, e è proprio una condanna, seto. Se resta così per tutta la vita. Oh, cara, fra poco sarà qua anche Ubaldo e si ferma a fare spesa al magazzino di ferramenta. Sì, cara, che piace tanto il bricolage, come che si dice adesso. Sì. Anche se il suo mi pare di più che sia un tacconamento intense. Vabbè, ma anche io se perde via così, cara mia. Figurate che ho ripreso a lavorare a ferri. E uso come antistress. Ma brava, cara, te fai bene. Mi adoro sempre la cucina, invece, e io adoro i miei fianchi. Ecco, sarà Ubaldo. Sì? Sì. No, è il pan, vago su a torlo. Pare proprio che lo che si chiama. Sì. Le torte piacciono sempre ai bambini e specialmente quelle al cioccolato. E poi abbiamo confettura di fragoline di bosco e miele di castagno e caramelle bonbon. Sì, piccole consolazioni. Certo che sta storia è incredibile. Anche Ubaldo dice. Vediamo quando chi si incontra magari lo riconosce. Potrebbe essere uno shock positivo. Eccomi. Sì. Oh, Tecla, quanto ben di Dio.
Oh, peccato che te stai così distante, te me daresti un poco di sollievo. Ma cara, in questi 2 o 3 giorni che stavo qua, te farò assaggiare le mie specialità. Chissà che mi torna l'appetito. Allora, cara, mi metto d'impegno. Sì. Ecco, questo sarà Ubaldo. Sì? Ah sì, Ubaldo, sì, Ubaldo. caro. Elzeri va da Tecla che stasera vi fermai qua a mangiare con noi altri. Non so brava come ti, però go prepara un pasticcio. Ubaldo diventerà matto, cara. Anche al vise. Ciao Alda! Ciao, Ubaldo. Come stai tu, cara? De salute stago bene. E di umore? Manco. Ti invece ti trovo in ottima forma. Sì, non posso lamentarmi. E poi te gavaradito a novità, vero? No, non ho ancora fatto in tempo a Santo dirlo. Dio! Ma e ora ti dirò e a Giulia sei sposa? Oh signore, che bella notizia! Sì. E a sarà raggiante. Anche a me non si vede. Sì. E ha trovato un toso meraviglioso. Sì. Peccato che per lavoro si trasferisse a Bologna. Sì, dai, daremo a trovarli, no? E quando chi ne invita, Ubaldo, no? Che te deciditi, caro? Sì, ho capito. Non bisogna essere indiscreti. Ecco, caro, l'hai detto. Ma e fra quanto si spose? A maggio, cara. Sì. Guarda che te si invita. Vedremo come che va e robe. Parli tu de me fradeo, vero? Come dito che si accava. Ah, Ubaldo, non si sa niente. Nessun dottore si sbiancia. Certo che aver ciapanna bea trava in testa per essere ridotto così. Penso proprio di sì. E non starti a impressionare se me chiama mamma. Come? Addirittura? Se è vero che già era tanto affezionato mamma e già era il suo preferito. Ma dai, Ubaldo, siete ancora geloso. No, adesso non più. Veramente Alvise ha sempre detto che te già era il preferito del papà. Ma non è vero. Appena te esprimevi un desiderio, il te contentava subito. E ne contentava tutti i due, sì, che da putente per sempre che i genitori facessero preferenze invece di negare su compagni. Alvise diceva di no. Ma no, ho detto, sempre sta storia che viene fuori, sono stufo. Non govo più Deu. Go solo continuare l'attività di famiglia. Alvise non che avevo questo sapere e che avevo fare l'assicuratore ciò. Ma sì, sta calmo adesso, Ubaldo, che c'è altri discorsi da fare adesso, caro. Sì. Siamo venuti apposta. Quali altri discorsi? Che se altre novità? Non so, se sono in grado di sopportare altro. No, Alda, cara, sta tranquilla, sì. Non che si disgrazie, no, cara, no. Si tratta di a casa dei suoi genitori, sì. Se tanti anni che se l'ha in abbandono. E adesso sarebbe venuto il momento buono di cercare di venderla, prima che a Croe, cara. E la vendita viene divisa a metà, fra i due fradei, naturalmente, sì. Anche a noi altri ne faria comodo, no? Ne piaceria tanto aiutare a Giulia a farsi a casa nuova. E forse anche a te serviria dei skei, no? Sì, cosa avuto dei proposte interessanti, e se occasioni che non bisogna farsi perdere, Mamma mia, proprio adesso, qual vise messo così, doveria decidere mi. Sì, cara, te si tira il tutore adesso. Ma bisogna che mi informa bene. Paste pratiche qua, che vuoi l'autorizzazione del tribunale, goda rendere conto di tutto. Sì, è logico, bisogna fare tutto in regola. Sì. Ma se a casa de famiglia, doveria decidere mi al posto suo. Mi fa una certa impressione. E che già era affezionato a casa. È naturale, ma se arriva il momento di tornare una decisione, anche perché fino adesso a dirsi che avevamo avuto solamente delle spese, dico. Alda, cara, non te che da decidere in sto momento, no, che ne parleremo meglio i prossimi giorni. Però- Non vogliamo farti fretta, cara, no? Sì, ma mica portai carte, dopo casomai evardemo. Mamma! Alvise! Mamma! Te si può svegliare, caro? Alvise, ma hai visto chi è venuto a trovarti?
Ciao Alvise, come stai tu caro? Ciao Alvise, ti ricordi tu di me, Mi sì che mi ricordo di te. Ecco, vedi tu si ricorda, sì, io sapevo mi. Te sì me nonno. Ecco, ma E io sì me nonna. al manco siamo pari. Che sacra famiglia, sì. Mamma, mi fai la merenda? Ah sì, caro, e così te fai merenda coi nonni, un po'. Che bello, mamma. Al nonno che piace tanto il succo di frutta. Sì, tu sicuro? E a nonna che piace il caffè latte. Ma Alvise, ho già preparato io per i nonni. Mettetevi comodi intanto. E Alvise, Sì. raccontagli quello che fai. Ah, sì. A me mi piace tanto giocare alla guerra. Sì, mi ricordo, sì. Che regalo mi avevo portato? Che sbadà, caro! Lo avevamo assai in albergo, ma ti portiamo domani, Ubaldo, non è vero? Ma sì, potremmo anche toglierne degli altri, basta che te ne dici quello che ti piace. Davvero, nonno? Sì, caro, sì, davvero. Allora stasera preparo la lista. Beh no. Ma mi raccomando che non te ne mandi in fallimento. No, nessuno mi compra più i giocati e a me che sono un putin. No, dai che cercheremo di farlo noi altri, di contentarti. Una volta mi contentavi sempre. Cercheremo di farlo ancora. Dimmi, caro Putin, quanti anni hai tu adesso? 9, quasi 9 e mezzo. Oh, che bello, caro, sei proprio un ometto allora. Sì, che faccio anche il caffè alla mamma. Oh, che tu capio, no, come ti? Ti insegno mi, nonno, ti insegno mi. No, non occorre. Sì, che occorre? Te che da farghe il caffè? A nonna, va bene? Ciao. Te che da farghe il caffè? A me nonnetta Bea. Sì, perché se no è a nonetta, diventa nervosa. Nonna, se te serve, te presto a me pistola. Addirittura, caro. Ah sì, se meglio sapersi difendere? Vuto che ti mostra, nonno. Ah sì, mostrami a me, caro. E ora va a votare anche i capetoni, così approviamo. Bencio, questo è proprio partito. Che impressione che me fa. Certo che trovarsi in casa un uomo così, a me mi passaria voglia di giocare. Ma Ubaldo, la faccenda di a casa forse ne torna vantaggio, eh? Sì, manco problemi. Anche perché a Ea che servirà di skate, dico. Tanto non lavora più. Oh, beh, non voglio ancora domandare a Alda come che va avanti l'agenzia, ma come è venuto che va avanti? Come è venuto che va avanti senza il parone? Mani in alto! Non uscirete vivi da qui! Cosa fate in casa mia? Siete qui per rubare? No, non avevo toccato niente. E la donna? Voglio vedere nella borsa. Mani in alto! Dio. Guardo io. Le donne nascondono sempre le armi nella borsa. Volete fregarmi? No. Giuro, sono disarmata! Mai fidarsi delle donne. Parole sante, caro. Ma sei scemo, Ubaldo! Se non che fosse mi te farissi dei disastri, se non te controllasse sempre te farissi dei disastri! Mi faria dei disastri. Punto che te faccia una lista, Guarda, cerca di non attaccare gli State zitti! Io- Se aprite ancora bocca vi sparo in mezzo agli occhi. No, che mai, no. Dove sei? Sta borsa è un casino, ottima per nascondere un'arma. No. Cos'è questo? Cos'è? È il disegno della casa del nonno, Sì, Alvise. Ti ricordi la casa, il nonno, come giocavi tra gli alberi? Dica una Ti cosa. ricordi tu quanto che si divertivo? Sì. Oh, e quei cerbotane, che svento e che ciapavimo. Adesso preferisco il pistole. Guarda. Nonna! E a mancia. Ecco qua. 50. Avevo finito i capetoni. Caretti, sti capetoni, caro. Sì. Ma forte anche. Alvise, ma cosa stai facendo? Spaventi i nonni? Sono miei prigionieri
Sì, va bene, ma adesso fai la tua merenda e noi ci beviamo il caffè. Ecco qua. Che pistoia sia qui, perché una volta viene che aveva una vera, Alfise, metti socchia pistoia che non te parta un colpo. Va bene, mamma, va bene. Facciamo merenda. Ma voi altri, ve tengo de occhi. Sì, mi guarda, mi tengo in mano sora a toia, così, va bene? Anche la donna. Pronta? Ma, Alvise, Sì. perché non fai vedere ai nonni quel bel disegno che hai fatto? Ah, quello dell'uomo impiccato. Ah no, quello del mare in tempesta, pieno di onde. Sì, Alvise, mi piaceria tanto. Anche a me, sì. Va bene, vado, ma ti lascio la pistola, mamma. Per ogni evenienza. E ricorda, non esitare a sparare. Non preoccuparti, so come difendermi. Il Far West è sempre pericoloso. Oh signora, e il megafatto ciapare n'ha paura. Anche a me. Mi ormai sono abituata a queste sorprese. Guarda Alda, mi non so come che te passi, cara. Non so neanche a me. Vago avanti tra disperazione e rabbia. Oh, fallo ricoverare. Non so come che te fassi a tirare avanti. Non credo che sia così facile, sai. No, par niente. Mi viene il senso di colpa. E poi spero sempre che possa riprendersi. A me e a vedo dura. Al manco, finché restai qua voi altri, mi dai un poco di sollievo. A trovarmi non vien più nessuno. Gavi visto e vorrei spararghi a tutti. Gavaria tanto bisogno di normalità e vorrei a me vita de prima. Non lasciarti andare, Alda, cara. Proveremo insieme a trovare un istituto adatto. Non posso pensare, cara, che te fassi una vita, una fine così, guarda. E a te che la gara son, mettio via. Guarda che non c'è un pacco postale. Ah, infatti, e sei peso? Alda, cara, intanto domani te porto fuori a far spese. Al manco te viene fuori una scianta da sta casa, cara. Dove credevi di andare, sporchi traditori? Capisci to? È il senso de colpa. Ti tengo sotto tiro, cavallo passo, non mi sfuggirai! Difendo le mie terre e la mia tribù. Combatterò fino alla fine. Auk! Giusto, fino alla fine! Farai una fine misera! Le mie frecce sono avvelenate. Ma le mie pistole sono più potenti! E ho anche la scorta di un Winchester! L'uomo bianco è una maledizione per noi. Impara, pelle rossa, chi è il più forte? Impara! Ma ti nascondi, vigliaco? E perché non te ne fuori a te? Perché non sono mica mona? Sicuro? Che cosa che ho imparato alla vita? Adesso ti accerchio, non uscirai più da quel buco! Mannaggia! Ma guarda che moriremo di fame, ame. Tu morirai di fame, io ho portato la mia merenda! I soliti furbi. Esatto, ci vuole intelligenza per vincere! Ancora non mi conosci bene. Per me sei come un libro aperto, prevedo già le tue mosse che non ti porteranno a niente, ma se ti arrendi ti concedo, salva, la vita! Lingua biforcuta, le tue parole sono velenose. No, caro, dite che è la lingua bifurcuta, dite sì, vigliaco, avanti, spara vigliaco, avanti, No. difenditi! Alvise, un momento, perché star così, se no ci proprio mi fa male. Magari potremmo continuare domani, cosa ha detto? No, vigliaco, combatti, avanti! Aiuto, questo non è amore! Avanti, godito, Aiuto! fuori, combatti! Alvise, ma cosa state
state facendo? Stai ancora giocando? Ma il nonno sarà stanco? Ma sì, mi non ho più età per fare certe robe. Ubaldo, caro, tirate su, no? Ma se potesse, con i ginocchi inciodà, aiutami, Tecla. Matteo, sai che te hai 2 ore, caro. Dopo stanotte, vero? Te mi farà diventare matta in letto. Ah, basta. Siete sì esagerato. Il nonno non ha la tua età. Ma ho detto che non sugo più. Al massimo, la briscola. Non credo. Ese è un osso duro. Ese è un osso duro. Non vuoi arrendersi. Vero, caro? Questo è il suo carattere. Ma guarda, te sei tutto sudato. Adesso calmate e vade a cambiarte. Così se riposiamo anche noi altri. Vabbè, ma domani porto il fusie. Ah, nonna, la mancia. No, ti ha cosa dammi prima. Ma nonna sei più generosa. Ma l'hai già avuta? Ma se è colpa mia, se me finisse tutti i capetoni. Avvisa te tieni, caro, 20 vanno bene? Con 20 a che ne copo uno solo. Basta. Mi altri 2 o 3 giorni così e moro. Ah, femo così, domani che compro il gioco di oca. Oh, non credo che sia il suo preferito. Ah no? Va bene. A proposito, che vi ho presentato, manda per il giudice ora. Sì, ma noi sei robe veloci. Manca ancora dei documenti e dopo bisogna aspettare il parere del tribunale. Ma sì, Ubaldo, per l'acquisto o la vendita di immobili e il tutore ha bisogno dell'autorizzazione del giudice del tribunale. Sì, io so, ma quanto tempo che vorrà? Ma chi sei che lo sa? Anche per me è tutto nuovo. Mi dispiaceria non dargli una risposta a quello che mi ha contattato. Se interessante che tiene proprio. Beh, ma sì, che spieghiamo la situazione. Siamo disposti a vendere, ma che sei dei problemi tecnici. Ecco, è quello che mi preoccupa in Italia, i tempi tecnici. Sì, ma è a casa, è che t'ho fatta stimare. Mi ricordo che a Sebea grande e a anche tanto spazio verde fora. Sì, ma che se bisogno anche di tanti lavori, E poi case grandi, se inutili, è più difficili da vendere. Questo che si interessa, che piace anche a il verde, a tanti nevodetti piccoli, che si divertiria all'aperto. E sei un tipo nostalgico che piace case vecchie di campagna di una volta. Però non te ha offerto una grande cifra. Sì, vabbè, ma non si può fare andare tanto per sottile al giorno d'Oncò. Se te perdi sta occasione, chissà quando che a te ricapita. Sì, è vero. Anche per me, sti schei, saria una mano dal cielo adesso. Senza il vise l'agenzia non fa tanti affari e avere al manco un fiato di sicurezza non te nascondo che so anche preoccupata al futuro. No, cara, capisco, ma sta tranquilla, Alda, cara, cercheremo di vendere ben, cara. Sì. No, te devo portare la lista. Madonna, lunghetta parato. Sì, va bene. Cercheremo. Cosa? Ecco qua. Nessuno mi compra più i giocattoli a me, né a mamma che ha tante spese. Ma no, cercheremo di contentarti, dai. Vedremo pistole, fucili, mitragliatrice, bazooka. Ma questo è un arsenale! Esatto, sodrio prepararmi per la guerra. Ma caro, e a pace sei più bella. E a pace, se noiosa, non succede mai niente. Certo che sei cambiata da quando che era piccolo, non faceva mica così combattere, Che brutta botta che il gacciapà! Adesso sei in guerra col mondo. De volte e il me esaurisse. Dai Ubaldo, caro, adesso andiamo, che assiemo anche a Alda che si riposa un poco, e tanto se vediamo domani, caro. Sì. Adesso guarda che quando torniamo in albergo, mi butto in letto, che non te ne domandi di accompagnarti in giro, Caro, se voglio posso andare anche da sola se mi è comoda. Ecco meglio. Sì. Cara Alda, se vediamo, e riposati in cattiva, Sì, cari. Per fortuna che l'albergo se quando passi. Oh, caro, te che vorrei l'energia di tuo fratello. Vorresti tutto darmi una botta in testa anche a me? Terrò presente, Sì, caro, su ciao, andiamo. Alda. Ciao, Alda. Cari, ciao.
Mamma, Sì. se arriva Lauretta. Ah, giusto, ma già ero anche a desmentega. Ma è a dove arrivare adesso? Te trovi tu ben con la tua compagna dei giochi? Ah, è scarsa col barone. Ah, peccato. Non fa mai un tiro in porta. Sì, vabbè, ma ti non starla a mortificare. Sì, io so. E puttines e sensibili. Le donne vanno trattate con rispetto. Tutte? Sì, tutte. Ecco. Sì? Ah, sì, vieni, Laura. È a merendina, mamma. Sì, sì, è a merendina. vago. Ecco qua. Finalmente se divertimo. Scatto, dribbli sull'avversario, palla in profondità, passaggio a Gigi Riva. Aggancio di destro, palla sul sinistro, tiro! Gol! Ciao Alvise! Si te sapio fare riscaldamento? Te serviria di più a te il riscaldamento. Non so buona di giocare a calcio, ti lo sai. E non potevo cambiare gioco. Ho tutte le gambe, ma Mi da allenarmi. ti cercherò un compagno. Non lo voglio. Quei putini là mi mangiano tutte le merendine. Ecco qua i merendine, Sì. anche i succhi di frutta. Ciao Aida, tutto bene? Ciao, sì, ciao, cara. Sì, tutto bene. Ma aspetta che ti dago anche ciave di casa. Perché metto fuori? Se ti dice ti aspetto. No. Te sei tanto cara e te sei l'unica. Ma gosso voglia di distendermi. Allora, Demo, Sì, andiamo. E mi raccomando, tiello de occhio che non baruffa con che altri putini. Ah, non preoccuparti. Con io vedo arrivare. I scampa tutti. Meglio così. Queste bisogna che metta in un posto sicuro, perché qui o me fai barchette con tutto. No. E adesso chi sei? Sì? Ah, è lei ragioniere. Sì, venga. Questo di sicuro non porta buone notizie. Buongiorno signora. Buongiorno, ragioniere. Io mi scusa se non ho avvisato prima, ma ho visitato un cliente qua vicino e ho colto l'occasione. Non importa del disturbo e dell'avviso, importa più quello che il mega da dire. Sì, ecco, bisogna proprio che se confrontiamo, signora. Immagino. Prego, si comodo. Signora, io non so da dove partire, ma ormai dobbiamo prendere delle decisioni serie. Qua, con un piccolo bilancino della situazione dell'agenzia. Ecco qua. Come che avete il saldo? Non è una gran cifra. Se continuiamo così, rischiamo il fallimento. Prima c'era suo marito che procurava ai clienti nuove polizze, nuovi contratti. E già era bravo, un bravo venditore e sapeva trattare bene. Adesso mi sono da solo a mandare avanti l'ufficio e nuovi contratti non se che ne fa. E il suo lavoro che piaceva tanto. Lo so, e mi non ho le sue capacità, mi trovo ben con le pratiche d'ufficio. Mi ragioniere, ho bisogno di un'altra entrata. So riuscì ad avere quella piccola pensione di invalidità, ma il capirà sì me basta. Cosa segna anche 500 euro al giorno di un co? Niente mise. Ma qua signora, do stipendi non mi viene più fuori. Qua bisogna procurare nuovi clienti, fare nuovi contratti. Oppure bisogna cercare un nuovo socio. Senza pretendere una grande cifra d'entrata, costo biancio. O accorparsi a qualche altra agenzia, ma bisogna sapere gestire bene le trattative con un esperto. Sì, ma cosa che ne pensi, o ragioniere? Prima bisogneria informarsi bene, capire quale che potrebbe essere la soluzione migliore per noi altri, coi conti a mano però. Sì, mi conosco un bravo commercialista e potremmo parlare insieme. Da sola mi manca competenza. Ecco, certo, questa è una buona idea. Più aspettiamo, più la situazione peggiora
e non sapemmo niente. No, telefonerò subito. E non che neanche a domandare, signora, come che sta suo marito? Che se di miglioramenti? Nessun, purtroppo. E se pensa che se venuto suo fradeo a trovarlo e al vise lo cacciamà nonno. Allora siamo messi proprio bene. Ma io se da tanto che non lo vede. Sarà un mese e che confesso che a vederlo così mi fa una certa impressione. Mi viene da parlare che è normale, non so bonde trattarlo come un puteo. E ultima volta, e me punta il fusi addosso. A proposito, zio qua adesso. No, tranquillo, ragioniere. E se da fuori al parco a giocare con una signora che mi ottiende occhio. Manco mai. E la signora come sta, Cosa vorlo, ragioniere? So talmente dentro sta situazione assurda che delle volte non me ne rendo neanche conto. So come entrare in un'altra dimensione. Mi tocca recitare tutto il giorno. A volte perdo e a me realtà non mi riconosco più. Oh, no, signora, mi riconosco. E sei sempre bella. Grazie, ragioniere. E sei molto gentile. E forse adesso qualche complimento mi manca proprio. Queo fa sempre bene. Mica ne fasso quanti che a voi, signora, perché si merita tutti. Se posso essere che vi sì, in qualche modo. Ma ragioniere, io mi metto in imbarazzo. Non ho idee del genere, adesso pai a testa. Miso qua, signora, potrebbe essere che di sostegno, anche per un'oretta se che va bene. Ah, beh, e sei un tipo svelto io. Bastaria scoprire. Beh, mi preferisco quersere che scoprire. Ah, per me va ben tutto. E per me no, sono molto fastidiosa. Non posso aspettare, so essere molto paziente. Ecco, mi de pazienti, non che ne voglio altri, se che mo capio, ragioniere. Capisco, adesso è così, ma un domani magari. Beh, che penseremo domani. Intanto pensiamo all'agenzia, che farò sapere dell'appuntamento col commercialista. Va bene, certamente. Aspetto la sua telefonata E basta. Arrivederci allora. Arrivederci. Alda, Clemente, finalmente te vedo. come si arriva? Il ragioniere c'era di andare fuori. Ah, giusto, è ragioniere. Te avevo portato brutte notizie. Proprio. L'agenzia non si è messa bene. Era da immaginarsi, senza uno che controlla. Più che controllare, che vorrà nuovi contratti e nessun che ne fa. Lo capivo. Altri problemi? Sentirò un commercialista e dopo valuterò. Sì, tu. So è qua adesso. Ah, sì, al vise se andrà al parco a giocare. Ormai è l'unico che si diverte qua dentro. Te puoi dirlo. Anche a me vorrei essere senza pensieri. Clemente. Clemente, mi daria un po' di respiro se si riuscisse a vendere a casa dei suoi genitori. Ubaldo, e cavaria una buona occasione. Ti ho godito che sei qua a sto affare, che vuoi a me firma come tutore. Beh, se è una buona occasione, non la serve a far scappare. Ubaldo è il Ghetien, che serve il skei per aiutare Sofia che si sposa. E a vita va avanti. E la nostra si rafferma, Alda. Oh Clemente, guarda che fine che avevamo fatto. No, Alda, mi non mi rassegno, non mi rassegno. Voglio portarti via. Ma come faccio, Clemente? Come posso liberarmi? Ti metti in un istituto quando uno si è matto. Ma Clemente, se sta colpa nostra, colpa mia.
Se sta un incidente. Ma Un maledetto incidente. Ma l'incidente ho provocato me, quando che ho detto che volevo assarlo per sempre, che me c'ero innamorata in altro, che non che ne potevo più di nascondere sta realtà, perché il nostro non c'era più un matrimonio, ma un'abitudine così arida che mi faceva morire di tristezza. 3 volte gli ho godito e non volevo più niente da eo. So sta dura, impietosa. E dopo che il me aveva ascoltato e che ha avuto un scappo di rabbia e si corso sopra e scae e ho sentito che si era baltava su. E ora mi so precipitata a aiutarlo, ma non mi ha più risposto. Ambulanza, ospedale e conclusione. Alda, anche a me vita si rovina. E se c'è una botta più forte, sarissimo liberi. Ma cosa disito, Clemente? Scusa, se è la rabbia che mi fa parlare così. Sto senso de colpa che provo, se come un macigno per me, che mi allontana anche da te. Forse sarebbe meglio se anche a te. No, Alda, non sta neanche a dirlo. Mi non te asso, mi ti aspetto. E ho capito. Ti te siamo donna e voglio sperare che troviamo una soluzione. Adesso non che ne vedo. Alda, mi ricordo ancora che agita al mare. Mi e te soli, quanto che erimo felici. Non voglio che resta solamente un sogno. Prova a sperare anche a te. Go dei bei ricordi con te. Non mi basta i ricordi. Voglio il futuro. Farò un passo alla volta. Faremo insieme un passo alla volta. Ma senti, Alda, non te che pensate di parlargliene anche con suo fratello? Ah, figurati. In fin dei conti, se non te che fossi te, che aspettaria a io la responsabilità. Suo fratello non vuol torse ste responsabilità. Sa, se vedeva poco prima. Non sa neanche come comportarsi con io. Non vede ora di tornare a casa sua. Non sei Alvise? Che godai i chiavi di casa? Chi sei? Sì? Ah, Laura, si io torna. Sì. Chi se ne va? Calma, calma, adesso vado. Sono più veloce di te, sono più veloce. Mamma. Sì? Oh, Alda, scusami. Buongiorno. Buongiorno. Ma c'ero da smentegare la chiave. Per fortuna che non te dormivi. No, mi ero appena svegliata. E così si arriva anche al pan. Ecco, portaschi sotto, appena fatto. Non mi piace, è schissotto. Mami, sì. E non essere maleducato, Alvise. Non mi interessa. E poi, mi sei antipatico. Alvise. Non mi offendo, signora Iseputei. Anzi, adesso vado. Arrivederci. 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 Laura, te sei tutta sudà? Ti dago qualcosa di fresco? Sì, va. E mi ha fatto correre un po'. E già era proprio scatenato. Vero Alvise? Sì. E se riuscì a far scampare tutti i putei del campetto. I genitori si è proprio arrabbiati. I ha detto che dovevamo trovarsi in altro posto. Vabbè, speriamo che ne faccia un esposto. Cambiamo campetto. A go pensate portarlo al patronato, magari là chi sei più comprensivi. Guarda che io coi preti non si è mai andata tanto d'accordo. Non che vago in patronato. E ora bisogna che te impari a far sugare anche gli altri putei. Domani me porto il nonno, così gli fa vedere io. Oh, Laura, non so come ringraziarti per quell'ora di libertà che te me concedi. Bisogna che te confessa che il calcio mi ha sempre piacesto. Ah, davvero? Da giovane non ho potuto farlo e finalmente adesso mi sfogo anche a me. Laura, te sei piena di sorprese. Non sbagliare a rinunciare, si sbaglia sempre a rinunciare. Disito. Ti incorsi cose massa tardi e il treno si passa. Beh, ma che ne passa sempre dei treni. Sì, ma adesso non so più dove andare. Te me fai anche ridere, Laura, e te mi tiri su de morale.
E ora adesso te fa sorridere di più. Sì. Quando seguiamo sentà per fare a merenda e scominciava a arrivare mamme coi carossine per il giretto pomeridiano, Sì. mi sono accorta che al vise e se guardava tutto e ciò. Bambino precoce, direi, Coti nono con poca soddisfazione. Non te combatti, te arrendi subito. Mi non so più così, non so più. Cendi subito le armi e ora per forza mi tocca farti prigioniero. Dove sei io? E il valore dell'avversario. Non ti è che te discuti. Non ti sei guardato le spalle? Ma come si fa? In mezzo alle montagne rocciose non guardarsi le spalle. Questa è la prima roba che bisogna imparare. Guardito solo davanti ti, il nemico può nascondersi ovunque. Capisco che te si so di allenamento, che il fiume non era facile da attraversare, che il cavallo te ha disarcionato, ma te avevi un fucile Winchester? Te che è una mira scarsa, nonno, te che è una mira scarsa. Te saresti mica pronti a sopravvivere in mezzo al deserto. Se viene una invasione di cavalletti, cosa fai? Te sposti tu? E se un serpente velenoso te becca, cosa fai tu? Chiamito il dottore? E se il cavallo te disarciona, cosa fai tu? Che corito drio? E a vedo dura partinono. L'unica è iscriverti a qualche corso di sopravvivenza, sperando che non ti perdi nella boscaglia. Dimenticavo! Nonno, è a mancia! Oggi aumentiamo, hai dato fondo a tutte le mie riserve. Ecco qua. Evviva! Guarda quanti skate! Evviva! Evviva i nonni ricchi! Ecco qua! 100 nonno! 100! Appena sufficienti? Ecco qua! Arrivano i nostri! Forte Alamo è assediato! Qui è David Crockett! E attesenda bene, nonno! Arriva i salvatori! Sono qui! Ho fatto spese, caro! Oddio, Ubaldo, ma cosa fai messo così? Non avevi ancora finito di giocare! E Alvise? Dove sei? Se arriva un suo amico, no? Cosa dicevi? David coi cracker! Ubaldo, caro, chietate, guarda che te scalmani massa! Anche a te ti hai detto primavera, sento caro! Beh, caro, adesso c'è meglio che te sliga perché devo tornare in albergo! Ma come si t'ho messo? Ma guarda che condizione! Ma cosa esisti lacci? Dai, Ubaldo! Vieni qua che te aiuto! Ma quanto te ne voleva liberarmi?
Possibile che non te capivi? Senti i polsi che mai, che go! Ma credevo che ti fossi di giocare, caro. Giocare? Ma se te lo liga come un salame, se lo giocare quello! È un gioco da putei. Un gioco da putei! Ma quello voleva coparmi, altro che! Andemo, esagerato. Chissà quanto che ne avevi fatto da piccoli. Ecco, sì, e voleva coparmi, anche da piccolo! Che se torna istinti omicidi, bisogna starlo in manicomio, che il cauterio là! Aggiornati, caro. Non esistono più i manicomi. Ah, peccato. E camicie de forza se trovi? Per fortuna questo non è un nostro problema, Ubaldo. Carità, non vedo l'ora di tornare a casa, che il disgraziato di mio fratello. Guarda, massa brava e se alda. Guarda, te puoi dirlo. Ma dove sei adesso? E a se fermare a fare a spesa, a cena di stasera e a voi che mangiamo insieme, tesoro. Sì. Sarà proprio l'ultima cena per me. Faremo buon viso, Ubaldo, no? Sì. Ma prima passiamo in albergo che voglio mettere già ste spesette che ho fatto. Sì, guarda mio, guarda, Caro, si tratta del matrimonio di tua figlia, vero? O di skate. Skei e matrimonio, Ubaldo, sei un unico concetto, Ah, caro. a partire sicuramente. Oddio, Ubaldo, guarda che roba. Vedi tutta la camisa spregata, E me la Ubaldo. strasina per tutta la camera. Robe. E perché non te hai difeso, tesoro? Ma mica aveva fatto prigioniero? Ah, beh, allora, caro. Ecco, questa è l'alda. Guarda, presto, caro, mettiti a giacca, dai. sì. Non farti vedere così dall'alda, caro, che dopo la resta E che mai. avevo pagato dei bei skate questi. Va bene. Ma ti te mi hai detto, vieni via, elegante. Guarda Certo. qua adesso. E adesso faremo strasse, caro. Sì. Vabbè, sa, ti te fai strasse con tutta la roba. Oddio, ma Tutta. guarda, caro. Adesso, buongiorno. Sì? Non che sia, signora. E la signora arriverà adesso, se va a fermare a fare spesa. Capisco, e loro sei parenti. Vabbè, certo, noi siamo i cognati. E io sono il fratello della Lise. Lo conosco bene. Siete amici? Ma neanche per scherzo. Mio fratello voleva dire che siamo soli conoscenti e che avevano bisogno di parlare qua signora, ma se no che sei Cristoforo, torniamo un altro giorno, vero? Potremmo parlare anche adesso, lui e suo fratello. Sì, ma guarda che sarebbe meglio tornare un'altra volta. Per niente, qui domani mi fa un altro disastro. Oddio, ma di cosa parli? Ma guarda che mi non voglio altri ingrei. E neanche a me sta storia che ha da finire. Cristoforo, sta calmo, dai. Starò calmo dopo che abbiamo sistemato sta storia. Sentiamo sta storia ora. E il signore Alvise, che adesso non so più cosa che sia, ogni volta che passa dal mio laboratorio... Mio fratello ha un laboratorio di falegnameria e sei un bravissimo artigiano. Il papà che ha insegnato il mestiere e mica taglia un po' contabilità. Queste se robe mie, per farla curta, ogni volta che passa con quella baia maledetta, e mi spacca un vero del laboratorio, ogni volta dico, ho visto qui me occhi, e dopo scampa come un fuin. Magari a finire sta storia, setto. E qua che c'è il conto. 5 veri grandi, e a mano d'opera che abbono. Se fosse stato un vero solo, si poteva dire che già era stato un incidente, ma 5 pare proprio fatto apposta. Certo che fa apposta, e so anche a parcossa, perché l'anno scorso mi so cavata la sua assicurazione con tutti i skate che ha pagato mio papà negli anni, ma una volta che sia stato esercizio, lì era sempre qualche clausola che non si rientrava. E ora mi sono stufato e ho cavato tutto, e adesso io, se vendica così, ma se ho ciappo, guarda. Oh Cristoforo, cosa dici? Tu guarda che io adesso sei come un puteo, vero? Certo, sei come un puteo, no? E ora i putei bisogna educarli. Provare. Queste sono robe vostre. E se mi spacca un altro vero, mica spacco la testa, è giusta stavolta. Oh signore Cristoforo, dei volte per rabbia si dice delle parole in più e basta pagare il danno e siamo a posto, vero? Sì, va bene, ma bisogna porre un freno. Da adesso, disegno bene al signore. Mi dispiace tanto sì, per questo inconvenientuccio che ha avuto. sì. Ubaldo, caro, guarda qua sto Cosa? conto. Oh, Vedi se potremmo sistemare la faccenda magari adesso. Sì, adesso. Ubaldo?
E dopo si farà dare da signora. Adesso mi tocca pagare mi. Certo, dopo sistemeremo le robe in famiglia, caro. Vabbè. Cosa? 200 euro. Carenti, vero? Anche per me, che non sono mica un signor. Sono un artigiano che sta attento ai conti. Sì, vabbè, ma gli artigiani. Ehi, vuole offendermi? No, per carità, per carità. Mi non sarebbe venuto qua se non avesse subito un danno certificato. Mi sono sempre fatto gli affari mi. Va bene, vedremo i soschei. Vedremo se arrivo. Ti hai detto niente. Ubaldo, caro, ho fatto spese. Ah, te me avrei asciugato il conto ora, sa? Queste sono cose nostre, Ubaldo. E mie, no tue, mie. Dai che arrivo appena, così sollustro adesso. Ecco qua. Ecco, se mi mette anche saldato qua. Ah, scriviti este perché va amico e manca me trema. Sì, certo. Oh, zappa qua. Benissimo. Metto anche la data. Sì. Grazie. Ecco. Grazie di tutto. Scusate per il disturbo. Guarda che il disturbo lo va mi. Vabbè, ma avrete da pagare. Andiamo adesso. Sì, va bene. Buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace. Ma mi raccomando, fai in modo che non ne rompa altri veri, perché non se tenerimbe, fratello. Me sono accorta, sì. Anche a me. Arrivederci. Arrivederci. E vegnesse manca che il sempio del mio fratello, cucchiabai, anche da piccolo spaccava sempre tutti i veri. Ah, bella, sei proprio l'impronta è ora. Adesso bisognerà dirgli anche per via di sto conto. No, Ubaldo, asiamo stare per i skei. No, strega. No, non si può, Ubaldo, non si può messa mai con i skei. E a me racconta tutto, cara, non ho coraggio di domandargliene altri. Mio cavaria. Ma ti, non te vedi altro che skei, Ubaldo. Beh, anche a te mi pare, proprio non ti vedi più e sparisse. Ma questa è una questione di eleganza, mio caro. Sì, Un concetto a te completamente estraneo, tesoro. Infatti mi so estraneo i tuoi concetti. No, va bene, ma asiamo stare a questione dei skei. E mettendo che abbiamo fatto un regalo. Anche che avevamo fatto insieme, Va bene, caro, va bene, sì, dite che fate il regalo. Ecco, anche a te. Sì, mica avria fatto de manco. Oddio, signore, aiutami, ti guarda. Signore, anche a me aiutami qualche volta però, Oh. Ecco, questa Zelalda. Sì, Mi raccomando, Ubaldo, Sì. che parliamo dopo cena, eventualmente, che Alvise rompe i veri. E rompe anche qualcos'altro. Si rivà finalmente. Ciao. Ho fatto tutto, Alda? Sì, fatta anche la spesa. Ma dopo dovevo passare dall'agenzia di Alvise perché il ragioniere mi aveva preparato un prospetto da valutare prima di farglielo vedere al commercialista. Ecco qua le carte. Bisogna che vada bene. Sì. Ecco qua. No. E metto subito a spesa in frigo, Tecla. Sì, cara, sì. Vuoi pensare di fare un risottino con i fegatini, va bene? Oh, ma va benissimo, cara. Mi piace tanto, a Ubaldo. Non sei vero, Ubaldo? Sì, anche a me mi piace. E dopo ho tolto anche delle melanzane grigliate, così faccio dei involtini. Manca massa, Alda, cara. No, mi fa piacere e mi distraggo. Oh, va bene, allora noi altri portiamo il dolce. Anche a quello. Quasi, per piacere. Sì, mica sempre da tasere. Beh, se te porti il dolce, Alvise sarà contento. A proposito, dove sei, Ubaldo? Se non comporta bene? Sì, cara Alda, sì. In caso che tutto il tempo e se ga scalmana tutti do. E infatti adesso passiamo in albergo che si fa una doccia e mi metto su queste spesette che ho fatto. Sì. Ma torniamo presto, cara, così ti davo una mano. Non preoccuparti, va con calma. Che una doccia mi serve anche a me. Oh, beh, non, cara. Allora, avanti, Ubaldo, caro, andiamo. Aiutami, no? Come no? Obbedisco, come al solito. Dai. Oh, bene, così va bene. Ciao, Alda. Sì, Alda, cara, a dopo. A dopo.
Alvise, vado a farmi una doccia e dopo preparo da mangiare. Hai già fatto merenda, vero? Alvise, cosa si dovrebbe fare, Alvise? Cosa? Niente? Come niente? Desiderio lesare e carte della tua agenzia. Guardavo. Te guardavi bene, me pare. Alvise, sii sincero. Te capissi? Cosa? Alvise, non mentire, te prego. Non c'è più tempo di mentire. Te che da dirmi la verità. Me merito la verità. Te che neanche il coraggio di dirmelo. Perché il gioco si indamassa avanti. Ma adesso te ho scoperto. Il gioco è finito. Sì, è finito. Da quanto, Alvise? O da sempre, Alvise? Ti non te che mai perso a testa, ma te volevi farmi a perdere a me? Perché? Perché volevo assarte. E te volevi condannarmi a prison, facendomi consumare dal senso de colpa. E ti avevi capito anche massa bene. Volevo che te restassi con me, che non te andassi via. Ma restare come, Alvise? Ne ha falsità tua e anche mia. So restà per dovere. Credevo che a causa mia te fossi rovinà e così dovevo espiare. Ma come effetto, come ghetto fatto a volermi anche così, usando l'inganno più perfido, chiamandomi mamma. Te sei perfido. Già ero disperato. Non mi ero reso conto che te amavi un altro, che mi non ero più niente per te. Niente! Non te credo. Ma se non te me vedevi più da anni, se non che già era più neanche l'affetto, ma solo l'abitudine. Già era scontato che te me trovassi sempre qua a casa. Già ero sempre qua, come una bella statuina. Non è vero che non te vedevo, ma avevo perso e parole da dirte. Ecco,
Che sii sincero, so in questo, che non te avevi più parole da dirmi. E ora mi son da in cerca de qualcun altro, che il ga trova parole per me, sia al viso, parole de passion, per sentirmi ancora viva, per sentirmi ancora il cuore. E il cuore ho sentito anche a me, quando che te mi hai detto che te eri innamorato di un altro. No, questo non è cuore, ma orgoglio. Orgoglio ferito, perché una donna come me, invisibile, voleva assarte. E ora te si vendica. Ma questa è una vendetta da vigliacchi. E complimenti per l'interpretazione. Come che te me gai ingannà per tutto sto tempo. O forse so proprio stupida me. No, non te sei stupida. Anzi, c'è stato un modo per scoprirte. Ho scoperto più robe di te in sto periodo che in tutti gli anni che siamo stati insieme. C'è ne situazioni estreme che se sei l'idea, veramente. E questo va anche a partire e significa che ti non te vuoi torte responsabilità nella nostra reazione e neanche in tutto il resto. L'agenzia va in mai ora. Tuo fradeo che anche io te ga insinganà che vuoi vendere a casa dei vostri genitori. Non parlare de me fradeo. Coeo, ho un conto aperto da tanti anni. Non è un caso che gli ha deciso di vendere a casa proprio nel momento che me credeva non in grado di intendere e di volere. Ma cosa intendi tu? E a casa de diritto spetta anche a te, in ogni caso, e a metà, sano o malato. Sì, ma amico una carta firmata da mio papà che dice che un baldo mi da dare più schei della vendita della casa, più della metà della vendita, perché a suo tempo mio papà che aveva dai schei perché e avviasse la sua attività di impresario, che erano tutti e tre là. E adesso il me vuoi fregare. Si tutti disonesti a ora, ti e io compagni. Ma queste se robe che a me non mi riguarda più. Sarò chiara. Domani vado subito dall'avvocato a chiedere la separazione. Quello che te decidi di fare della tua vita, a me non mi importa più. Voto continuare nella tua farsa, che io deciderai te. Fra poco sarà qua tuo fradeo e dovevimo cenare insieme. Te che poco tempo per pensare, ma non preoccuparte. Mi non dirò niente e la decisione spetta a te. Ma adesso, vetto via! Sì, qualcuno mi aspetta e il che aspetta anche a massa. Alda, gozoga e go perso. Sì? Qui è Rio Bravo. Sto inseguendo il bandito che ha rubato il bottino delle paghe della miniera. Ha solo un'ora di vantaggio, ma non conosce questi luoghi selvaggi. Anche Corvo Rosso è in agguato e vuole il suo scalpo. Ma il cavaliere della Valle Solitaria sarà più veloce e quando lo raggiungerà non potrà scampare alla sua vendetta e al suo Winchester. Pagherà con la propria vita. Non si ruba nel villaggio. Questa è la legge del Far West, la legge del più forte.
e i codardi non meritano rispetto. I banditi devono morire. E così sia. Apro